Ciao Tei, Ancora porto al Balot Taccavia, una camminatina facile, senza tante tribolazioni. Seguiremo il letto di un progno secco fino ad arrivare a gola dove è un preon rotondo, le Ciocasò e San Castralì, appunto il Balot Taccavia nella lingua veneta versione parlate del lago. Eccomi a Sommavilla, Sora Senza de Brenzon. Qua è un parcheggio molto comodo che una volta l'era gratuito ma adesso l'ha rifatto e invece l'è a pagamento. Comunque l'è giusto all'inizio del sentiero. Ecco il primo bivio, pare che si possa infilarsi nel progno ciapando quella a sinistra, ma non la mia quella, sempre su dritto, non la mia segnala, ma là in cima si vede il cartellino del sentiero, quindi dritti. Dopo una quindicina di minuti siamo finalmente arrivati al punto in cui si infila nel progno. È da dire che è il primo tocco in mezzo agli olivi sotto il sole a mezzodì mi ha spaccato un po' le gambe, è la parte più difficile comunque, è da tribulare un pochettino, dopodiché ti sia al fresco e lei quasi pianeggiante, per cui adesso è solo goduria. Gli amanti della natura. Allora lì che è una scaletta da superare, però qua che sta dei temporali fortissimi la settimana scorsa e ha tirato degli alberi, per cui che è un albero un po' messo in mezzo alle scatole, ma sì che passa. Eccolo, è il Balot Taccavia. Visto da qua è par piccoletto, ma è alto,
Qua ci avrei anche messo una corda per andare su, mi fa tanta voglia, però da solo avevo messo che se mi fa male c'è che da tornare. E silenzio. L'altra volta che c'era venuto qua era più umido e era il torrente che buttava su tanta acqua, che era pieno di salamandre. E stavolta che era molto più secco, per cui non era mia, che era un par di tritoni, ma niente di che. Ecco, se savi come si dice in Veneto salamandra o tritone, scrivimelo nei commenti. E questo l'era il Balot Taccavia, un'escursione facile anche per Buteletti, corta, per cui dipende da dove abiti, però secondo me nella mattina la si fa. Uno dei più bei posti dove sono stato in vita mia è il Canyon Sugorropu in Sardegna. Il Balot Taccavia è una specie di Sugorropu in scala 1 a 10, piccolin però attacca a casa. E allora dopo una camminata così mi sono fermato qua proprio in piazza a Assenza all'albergo del mio amico Frankie. Ciao. Che si conosce da 2-3 anni, 32 anni. E niente, adesso ci beviamo una birretta. Sì? Oh, ok, pian. Dato che sono, fo bene Molinel e vi porto a vedere anche la Ril, è il fiume più corto del mondo. E anche questo video l'è finito. Se vi è piaciuto, strucchi mi piace, iscrivetevi, così ve ne fo altri, vi fa vedere altri posti bei qua della zona a portata di giornata. E mi raccomando, ricordatevi il detto dei veri amanti della natura: lasci solo peste, porti a casa solo squasse. Ciao Butei!